ragazzi, oggi è il 1° novembre, siamo al Circolo dei Sardi, si festeggia. Si festeggia, Si festeggia. Buonasera. Mio marito. Siamo qui al Circolo dei Sardi e oggi si festeggia, anzi si fa la castagnata. Vi facciamo un Giro di prodotti. una carrellata di prodotti tipici sardi. Abbiamo qua. È la cassa lui? Fa parte dell'arredamento. Salve. Gamma. No, attuano. Salve. Buonasera. Buonasera. Dite, avete bisogno di prodotti sardi? Adesso stiamo dando un'occhiata. Sono sardi, sardissimi. Sardissimi. Tutta a vostra scelta. Zicchi di Bonorva. Zicchi di Bonorva, miele dell'Alta Gallura, di Aglientu. È tutto, torrone di tonara, savoiardi per chi non ha i denti, capito? Ah, questo è un savoiardi esca, sì. Allora, adesso andiamo in cucina. Faccio vedere anche. Lei ci andiamo dopo. Sì, ok. Allora, vi presento lo staff della cucina del circolo. Molto bene. Siamo noi qua. Buonasera. Ci stiamo preparando. Ciao Luigi. Ciao. Poi abbiamo Che va lì vicino alle castagne. spezzatino Mi sa che si stanno pronunciando le castagne. Molto bene. fatto stamattina alle 7:30 da sottoscritto. Sì, E da... Prendere le castagne con un mestolo. E questa è la cordula. d'accordo. Bene. Ok. Adesso pausa birretta. Queste sono le donne del circolo. Buonasera. Stanno tagliando le castagne. Le hanno già Allora tagliate? forse è meglio Babbo Natale. Già tagliate. Meraviglia. E così le lascio, così le metto. Poi andiamo fuori. Andiamo fuori. Qui la devi tagliare. E questi sono gli addetti ai lavori. Molto bene. Il più Castanza. giovane è Jacopo. Ciao E Jacopo. poi abbiamo l'anziano Antonio. Che stiamo Un preparando. contenitore. Aia. Cos'è la prova questa, vero che si è bruciato? Sono uscito la fiamma, in realtà che no. Di dentro Rientriamo. Abbiamo detto come si chiama il Circolo dei Sardi? Circolo dei Sardi, la Queccia. Di Vimodrone. Di Vimodrone, sì. No. Perché stava funzionando? Questo è il forno. Qua si accende. E qua aspettiamo il... Temperatura 300. È già pronto questo. E qua si inforna. Questo fa sia da forno che da stufa. Infatti Abbiamo c'è un acceso caldo per- allucinante. Madonna, allora era ancora di buttare. Questa è la sala delle feste, Sì, diciamo. questo è il salone ora è apparecchiato per 70 persone. Ah. Quindi speriamo di riempirle tutte oggi. Ah, c'è pure il menù. Dai, dimmi il menù. Vabbè, l'abbiamo già visto un po', ma... Allora, castagne arrosto, polenta con cordula, polenta con spezzatino, polenta con gorgonzola. Te capi? Molto bene. Oh, l'assaggio? ma una sono mezze perché siamo venuti a bere, li abbiamo lasciati fuori, si è alzata la fiamma e ci ha bruciato tutto. Vedi? Tanto beviamo, Tanto... questa non vuole masticata, vedi? Ma cosa? Ci stiamo riposando? Sì, da stamattina alle 7:30 in piedi. Bene, stiamo aspettando. Però noi stiamo aspettando la roba più... Più cicciosa. Ciao Mari! Ho la famiglia oggi. Come stai? Sei in mezzo? Mamma mia. Ciao cara. Ciao. Stiamo facendo un aperitivo sardo. Con... Stavo dicendo, stiamo facendo un aperitivo sardo con di Cnusa e un bel carnis. Ci vediamo dopo. Vado a vedere in cucina. Guarda che vino stiamo bevendo. Il carnis. Dai già, ecco. Peccato i bicchieri, però vabbè. I bicchieri non si possono guardare. Lo so, va però bene. sono facile. Ci può stare. Vino nei bicchieri di plastica.
vecchia carretta. Posso? Sì, No, ma scusa. ci mancherebbe. Ci mancherebbe, sì. Cos'è la cordula? Sì, no, perché mi sono laureato e so l'acqua. Mettiamo questo tavolo qua davanti. Voi venite lì, servite io Lì. Qua, davanti alla porta. qua davanti, qua. Sì. Poi qua non deve entrare nessuno. No, davanti lì alla porta. Perché qua in cucina non deve entrare nessuno, se no l'uopo, cazzo. Arriva uno col biglietto e dice polenta con quello che vuole, gliela dai e via. Ma posso entrare? No, basta. Tu hai rinunciato il tuo grado, basta. Guardiamo che Lui è Alessandro Palmesi, vieni qua. Già ci siamo Ah, visti già prima. visti prima, sì. Lui era il mio, il vecchio cuoco del Circo del Sardo. Ah, ok, adesso tu hai preso in mano. No, lui si è dimesso. per la seconda volta. non è che mi sono dimesso, ho dato spazio anche ai Agli altri altri. giovani, no? Altri Giovani, io sono più vecchio di te. Ho dato il mio, ho dato. Ho 10 anni. Ok, ci sta. I signori là nel Quile, giusto? Quello si chiama Andiamo Zuguile. su Quile, vieni. Portami al Quile. Vita bella, la vita va così, la vita è così. Ciao, Sandrino, ma Allora, lui è fra un po' Caria Tigeni, lui è mio cugino. Alberto, piacere. È il fondatore anche lui del circo. a breve, socio fondatore. Socio fondatore. Lui è Giampiero Feno di Mores. Giampiero Feno di Mores. Alberto, piacere. Ah, beh, lui lo Sì, conosce, sì. Giuseppe. Ah, lui non lo conosci? Sì, sì, a full. Qua stiamo Andiamo fuori a preparando. vedere. Qua siamo in preparativi. Cominciamo. Tutto tranquillo. Buon lavoro, ragazzi. Ci siamo quasi? Sì, alle 5:30 mettiamo le castagne. A metterlo qua? No, beh, ma si vede. Va bene. E cantano sa scolpula, sai? E andiamo a Bonolva. Ragazzi, in giro so bene sa. Andiamo a Bonolva, Giavea, Cosuina, Bene Ma poi come credi? Vida vedi famosa di tutto, da Sande su Triguvi, Fentomale in tutta la linea. Tutti di sa... All'epoca veniva prodotti in questa zona sa. Minchia. Tanto hanno demoniato di uomo, ma In Sardegna veniva su Triguvi. Hai saputo da Avete già messo? Lo zoccolo suo è quello duro. speriamo che tenga duro perché insomma deve Adesso- altrimenti non lo... Finché era solo quello ad andare avanti, non era più fattibile. Però adesso Ci siamo. Castagne qua, castagne là. Un pochettino alla volta. Quanti chili? Faccio vedere. Sono 35 kg. Non male. No, no, così va bene. Bello tranquillo. Le buste dove le avete? Adesso vado a prendere anche le altre. Questa è balla Giuseppe? Balla perché ci vuole. Ma questa è una cesta di lavatrice? Eh? Sì. Ah, che Due schifo. ceste di lavatrice a uno. A posto Giuseppe. Fa niente, però andiamo. No, se no ci mette una vite pazza. Anto, che arsura che c'è. Vuoi assaggiare un buon vinello? Assaggiamo quello che vuoi. Minchia, ma non male che me ne sono accorto poi. Se no si perdevano. Se
no si rovesciavano tutte le cose. Perché cosa succede? Si era aperto lo sportello. No. Cosa abbiamo qua? A Kenta di... Questo qua l'ho portato io, è il vino che ho vinto, quello di 9 litri di vino, l'abbiamo imbottigliato e dopo ti faccio vedere la scatola. Ok, ma questo è mirto? Qua, sì. È un albero di mirto. È carico, guarda qua, vieni. Che spettacolo. Peccato che c'è buio. Guarda qua, è carico, guarda che bello qua. Aspetta che sto cercando luce. Aspetta. Ah, ma che bello. Guarda che bello, Altro che. È carico. Ma che spettacolo. Vedi se sono pronto, prendi questo lì. No, la quelle che si assaggiano, ma mettili qua di traverso. No. Aspetta, l'assaggiamo prima. Vai, Assaggiali uno. controlla. Vieni, controlla. Calda e calda. Stanno anche bruciando, ma il calzimetro no. Perché assaggiatele, vedete se sono cotte oggi. No. Vai. No. Perché ci sta, c'è un fermo che... qui è cattato. Sì, qua si va a chiudere. Tieni sulla seconda delle macchine. Prendela lì con tu. Bisogna abbassare. Lo vedi tu? Sì. Tu cosa hai saputo prima? Non lo so. Ma da dove arrivano queste Invece tu aspetta. Si paga già 11 euro? Sì, volendo si ti dà sconto di 2. Vabbè, ma non si beve il cazzo qua. Andate via al tavolo e vi danno il vassoio, scegliete ti pensi c'è Giuseppe, parla con lui dopo. Qua io ho 7, la gola mi si sta asciugando, non si beve nulla. Bravo, Ruzzè. E Fedale è da vedere dove sta arrivando. Alcuni continuiamo a pensare insomma che sia una festa importante, che sia una festa solo moderna, e invece ogni tanto riscopriamo quelle che sono le nostre tradizioni sparse per tutta l'isola con di volta in volta nomi differenti in base alle tradizioni che abbiamo. E a questo scopo abbiamo invitato di nuovo Veronica Giuliani a spiegarci appunto la tradizione dell'Halloween in Sardegna, che prende diversi nomi e che si conforma in diverse tradizioni. A seguito del suo intervento la nostra serata musicale con Rina Davvero. Cosa sappiamo dire? Ci colleghiamo con se siamo zitti la sentiamo. Grazie a tutti, mi fa piacere di essere ancora con voi anche se da lontano, non sono giustamente lì, mi dispiace soprattutto perché stasera avrei voluto ballare e fare la sporcina, ma sono un po' lontana in questo momento. Niente, qualcuno di voi mi ha già visto la estiva, si facevano succede poi, la storia passa, arriva il cristianesimo, la religione, e questa festa che si chiamava per i ciechi Samhain viene presa come tutte le altre feste
feste, come dicevo quando ero venuta per il carnevale, anche Natale stesso è una festa che i cristiani hanno ripreso da qualcosa che facevano prima. Prendono questa festa e ovviamente vogliono togliere quello che è la parte pagana e renderla una festa cattolica, una festa cristiana. Da cui da Suin. Sì, tu l'ho fatta. Non ne voleva più. Buonasera signore. Lei è di semestre? Sì. I passaggi. E questo un po' c'è. No, ovviamente la stessa basta, i passaggi basta. Metti qua. No, con questo devo cucinare. No, basta. Io ho detto basta. Ci sono rimasti 15 kg, lo sai. Italia 1. Il menù che non me lo ricordo. Allora abbiamo zola, polenta e zola, polenta e cordula e polenta con spezzatino. Allora mi fai vedere la Certo, cordula? la cordula è questa, guarda qua. Chi è che l'ha preparata? Io. Giustamente sono qua dalle 7:30 di stamattina a preparare questa roba. E poi abbiamo lo spezzatino. E qua. Molto bene. Molto buono. E lo zola? Dopo. Lo zola è tutto pronto anche qua. Vengo. Cazzo, comporta la zola. Non so, non dico. Oh, la tassa quel controllo. E non la sposa? No, non la rimunerata. Come no? E chi l'ha rimunerata quella? Siamo persi lo zola. Ah, è qua, è qua, è qua. Guarda come siamo già. Ero preoccupato. Guarda come siamo già avanti noi del circo della quercia di Vimodrone. Già Molto porzioni bene. già pronte. Pronte a mettere sulla polenta calda. Ah, però. Bene. Qua il quile come va? Qua il quile va bene. Bene. Perché il capellino fare un autunno. Vado in sala. Ma c'è anche il cassiere qua. C'è il tesoriere. Il tesoriere, Lui scusa. è il tesoriere. Poi abbiamo il signor Luigi, il signore dei biglietti, della bigliettazione. Ok. Lui è il signore della bigliettazione, biglietti. è quello che ti fa risparmiare biglietti quando devi andare giù in Sardegna. Ok. Però sempre con la tessera del circolo. Sempre. Boh, con le scarsate si ancora un Stavo Perché mi sposto. No, stavo dicendo, lui è il signore dei biglietti, della bigliettazione. Bene. Lui è Giuseppe Pietrella, lui era addetto alla manutenzione del circo. Manutenzione. Ma guardi tutto, ti occorre fare idraulica, carrozzeria, carrozzeria Giuseppe Pietrella. Ah, vedi? Dai, Bene. Vado lo in dobbiamo sala. tenere in piedi, se no io non sono sarto, però Fa niente, l'importante. Lui è adottato da mi sono da 30 integrato anni. bene. Sì. Oh, ho imparato il sardo. E dai. Sì, Lo capisco. capisce tutto. Non lo parla, però lo capisce. Bene, dai, vado in sala. beh, vai a mangiare, vai. Dopo 30 anni. Ne abbiamo passato. Va bene, dai, Ne che quando ne abbiamo fatto. Non ti sentiamo più bene. Fammi un altro pacco, io come. Però dai, o di tiro. Iniziamo a fare la polenta. Vai a fuoco. Tanto soldate non la proposta. Io sono passato avanzato. A lei no? Devo andare per forza, ragazzi. Arrivederci. Ciao ragazzi. Arrivederci, alla prossima. Arrivederci.
Troppo... Lei è una birra innocata, può fare Alberto e cosa io? Tu birra o vino? Birretta. Birretta quella. Birretta leggera. Alberto, ti posso dire qua? Alberto, ti faccio fare un giro al Salento. Stava bevendo vino sino adesso. Ma non è vero, non è... Invece sì, è ora vino. Birra, ragazzi. Se di no che ti faccio fare un giro qua. No, grazie. La casa ce l'hai pagata. Quante birre? Quante birre? Io se è possibile. 4? Facciamo stare vabbè, però la descrizione fino a 4. Innanzitutto grazie perché sei in vacanza e ti sei presa cura di noi. Ho una grandissima passione per quello che sono le tradizioni, quindi grazie a voi. È sempre un piacere averti dei nostri, ci sono tante care. Grazie a tutti, una buona serata. Vado a fare la Non hai caso? Scusa senza capelli. State vicini. Più una bibita per le quali chiediamo un contributo e ci verrà consegnato il vassoio con il quale possiamo tornare al tavolo. Poi se desiderate acquistare prodotti o altra roba da bere potete farlo qua. Mi preme presentare l'ospite della nostra serata che è... Dai, non mi presento, buonasera a tutti, mi presento come Fabrizio, io sono Fabrizio, sono un collega ex collega di Antonello, Lellone, lo chiamano Lellone, e stasera cercherò di farvi un po' divertire con la musica e il canto. Allora, bottega spalmabile 4.950 e mi è venuta fuori di nuovo la voce, quindi perché no? Rinato da zero, quindi siamo rinati da zero, questo è il perché è rinato. Buona così. Allora ho lo spezzatino. Buona? Faccio assaggiare lo spezzatino. Questa va già. Com'è? Buono. Siamo? Iniziamo con la polenta. Molto bene. Adesso la ammorbidiamo un pochino per non attaccarsi, Un non nulla d'olio. Un non nulla. E via con la polenta. Giorgio. Ma è quella istantanea? No, 40 minuti. Questi sono di 40 minuti di morigamento. Morigadura. Va bene così, va bene così. Pura vogliono! Il giurellissimo. No, su settembre. Il giurellissimo. Torno in scaldire il disco, rischi di stare a come? Sale. Guarda di nuovo a cena. Spegnilo. Sì. No, spegnilo. Spegnilo. E se no te lo strappo. Perché si levate il cappello, ma con lo chef? Quando si è a testa beh, certo. Una maglietta deve essere fuori, per tira. Io quando si prima sempre si riesce.
Dai, non hai ancora fatto nulla, già stai sudando. No, io... Cioè, il lavoro sporco lo sta facendo. No, sono 40 Gaspare. Ma io 20 minuti me li faccio tutta alla grande. Non esageriamo. Aspetta che vedrai, ancora quando diventa dura poi. E perché lo detto 20 minuti che faccio la due? Non è come la pasta asciutta, perché il cuoce è più buono. Vieni a fare una foto qui. Cosa abbiamo qua? Polenta! Ah, anche da queste parti polenta. Due pentole, un po' grossolana sta polenta. Abbiamo due partite. Questa com'è? Polenta classica? Polenta normale. Ah. Insomma, dai, è una bella squadra. Che siamo affiatati perché sennò a quest'ora a Milano dicono che con la polenta ingrassavano i fieri. A Milano? Ingrassavano i fieri, i bambini. Il posto che noi sulla voce sembra che facciamo anche noi. Dammi qui a te. Anto, c'è una concorrenza di là. No, non è concorrenza, abbiamo suddiviso. Suddiviso. Però la nostra è più bagnata come polenta. Dici? Come? Sì, la loro è molto asciutta, noi la bagniamo col nostro bel vinello a Kenta. Poi la parte migliore ce l'abbiamo noi qua, la corda. Aspetta, faccio vedere il bottiglione. No, io l'ho portata così stamattina. Ah, che spettacolo! A Kentannos. Quindi è proprio original. Di sabbia. Complimenti. Mica micio babbo. Beh, insomma. Io zio, lui faceva il muratore qua. Miccio babbo. 50 centesimi, un euro. Piano. Sempre 40 minuti. Con gioia proprio. Chi va piano passa a contare. No, adesso ti canti Maledetta Primavera, la volevi? No, io no. Sì, sì. È il tuo repertorio. Sì, ma è sempre È quello. nelle tue corde. Dai, Simo, dai! Simo! Dai, Simo! E sono solo le 7. Minchia, davvero! Sai quante volte non sentito? La fai la capa. Ah, la capa bella, dai. Tanti auguri. Dai, sui tavoli! Dai, Moni! Alberto! Non è che ti alzo, te ne vai in mezzo. Devi girare, Albi, devi girare. È bello far l'amore, io sono Tu mena la polenta. Viaggi organizzati di... No, no, i viaggi di Ruzzi. Oggi ce ne hai fatto due di fotografie. Ma questo è niente. Salata e tutto, vai. Vieni da così. Dai, un po' più di anima, forza, ti vedo un po'. Vuoi fare una... No, io sono impegnato. Ti vuoi depilare? No. Infila la mano un attimo. Avessi messo su un gigante. Dice che è calda? No, ma va? A che punto siamo qua? Di frusciata non ce n'è. Andiamo bene? Sì. Luigi sta andando da Dio, non stare sul pessimismo. Non ho capito cosa c'è. La paura della Madonna. Soffritto di cipolla, mettevi cipolla, salsiccia, il soffritto di lardo, poi ci mettevi la cipolla, l'alloro e poi ci mettevi anche il concentrato e poi una volta mettevi la polenta e non c'è bisogno né di... Olio non ce ne andava. No, mettevi un casino di lardo e non c'è bisogno né di gorgonzola, era già condita così perché c'è la salsiccia dentro, ma uno spettacolo. Avremo il sottofondo adesso mentre mangeremo e poi ricominceremo con lo spettacolo, ok? Buon appetito! Se non trovo quella... Mi avvicino. Simo!
Ma complimenti! Grazie. Cos'hai preso? Qui, cordula, Oh. piselli, polenta e gorgonzola. E qui cosa abbiamo? Ah, io Zola. Scelta giusta. Bonnie? Peccatino e polenta. Io gorgonzola e polenta. A dieta. Ancora nulla. La mia ha un solo programma Eravamo preoccupati perché eravate senza cibo. La cena dello staff. Questi sono dietro le quinte. Molto bene. Se non chiudi con un disavvanzo sei un pessimo amministratore. Allora buon appetito. Grazie. Che comprende la 3 generazioni e non è da tutti avere queste cose qua. Io sono uno dei più anziani, qualcuno qui mi conosce. Niente, solamente volevo ricordarvi che quest'anno noi abbiamo fatto 35 anni di circo e abbiamo festeggiato appunto l'anniversario. Qualche mese fa abbiamo fatto una bella manifestazione dove sono venuti dalla Sardegna vari artisti, solamente per ricordare che tutte queste manifestazioni che stiamo facendo adesso fanno riferimento al nostro 35esimo anniversario. In quella manifestazione che abbiamo appunto tenuto qualche mese fa. La Milli? Come va? Guarda, è ora di andare a letto. È ora di andare. Sono le 9. No, sono le 8:20. 8:20. È ora di andare a letto. Balliamo? Balliamo? Che musica ci mette? Anni 80. Anni 80. Ritmino. Anni 80. Un po' di video, mi sa dentro. Dadu. Sei pronto a cantare? Lui canta due puggioni, due puggioni. No, mi fanno male le mandibole, cazzo. Tu volevi due puggioni. Pensavo che stava dicendo una parola. Due puggioni. Comunque ora andare a letto, Gentilmente silenzio assoluto, io chiedo la gentilezza. Dato che mi stanno ascoltando. Niente serata? Niente serata. Mi sono spiegato? Sì. Dai, sta entrando la cucina, Un applauso. Bravissimi. Chef Ruffi. È ora di andare a letto. È ora di andare a letto, Nina. I love. Ma sto miele con... Niente serata, vieni minchia. Spostiamo magari un po' di tavoli e creiamo un po' di spazio, che dite?
marito che avete comprato la macchina nuova, vero? Ha detto che ha risparmiato 3.000 euro la signora. Mi ha detto che non ha fatto mettere il airbag perché c'era la si scherza, eh? Basta però. Allora mi raccomando, Barbara, no, io mi confondo di Paola e Emanuela. Mi raccomando adesso, basta, non la rimetto più, Stai lontana dalle figlie. Inizia con il nonnetto, dove lo metto il nonnetto? Vieni. Ma mettetemi in fila giusta. Dovete fare una foto adesso, Mettetemi in fila. Dai, tutti insieme, chi altro c'è? La cucina, guardi, buttatevi dentro, a capofitto. Fate sta foto, aspetta che... Dai che... Tu in mezzo anch'io. Madonna, si dietro di te, dai. Allora, io vi chiedo solo una cortesia, poi vado a cambiarmi. Di solito la chiedo sempre, tutte le volte che mi esibisco, e non ho mai avuto problemi. Una cortesia vi chiedo, una sola. Non dimenticatevi,
compagnia.